Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Apriamo il nostro notiziario parlando di sanità. Oggi è iniziata la campagna anti-influenzali 2023-2024 e per l'occasione sono intervenuti come testimonial i sindaci del Veneto orientale e i direttori di varie unità operative dell'ULSS 4, prima in un incontro a San Donà di Piave e poi a Portogruaro, dove il direttore generale Mauro Filippi e il direttore del Dipartimento di Prevenzione hanno illustrato i dettagli della campagna vaccinale. L'azienda sanitaria ULSS 4 ha acquistato 49.500 dosi di vaccino, poco più di quelle somministrate l'anno scorso, che erano 49.200. L'obiettivo è proteggere almeno il 65% della popolazione over 65 e raggiungere il maggior numero di cittadini considerati fragili, sotto i 60 anni, che in caso di contagio sono esposti allo sviluppo di gravi forme di influenza. Cambiamo argomento. Il sindaco Luigi Brugnaro ha firmato il decreto relativo all'approvazione del progetto esecutivo e degli schemi di convenzione tra Città Metropolitana di Venezia, Comune di Noventa di Piave e Veritas relativo al progetto definitivo ed esecutivo per il completamento del percorso ciclopedonale lungo un tratto della strada provinciale 83 in Comune di Noventa di Piave per un importo complessivo di 820.000 euro. L'avvio dei cantieri è previsto per il mese di febbraio 2024 e l'opera verrà realizzata in poco più di 100 giorni di lavoro. Il percorso ciclopedonale si colloca sul lato ovest di via Roma, collegando il centro di Noventa di Piave con il percorso ciclabile esistente lungo la medesima provinciale in comune di San Donà di Piave. Ed è stato pubblicato oggi in albo pretorio il bando con il quale il Comune di Venezia raccoglie le richieste di contributo per le associazioni protezionistiche che si occupano di felini. Il totale delle risorse a disposizione è pari a 26.000 euro. Le spese ammissibili per valutare il contributo riguardano i costi sostenuti nell'anno 2023 per l'acquisto di alimenti, per materiali e servizi utilizzati per la realizzazione delle attività e per le spese di trasporto degli animali e dei loro accompagnatori, debitamente documentate per un massimo del 50% per ciascun soggetto. La domanda di contributo dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modello allegato all'avviso compilato in ogni sua parte inviata via PEC all'indirizzo verdepubblico@pec.comune.venezia.it entro le ore 12 del 6 novembre prossimo. L'ex emeroteca di via Poerio nel pieno centro di Mestre vedrà la realizzazione di laboratori, di sale dedicate alle arti tradizionali digitali e di un caffè letterario. La Giunta Comunale di Venezia nella seduta di oggi ha infatti approvato la delibera relativa al progetto definitivo per la riqualificazione dell'edificio, progetto che prevede, come detto, la riqualificazione del piano terra e dell'ammezzato, con interventi edili ed impiantistici per permettere l'insediamento di un esercizio commerciale ad uso appunto caffè letterario con tavoli disposti anche al piano ammezzato, con realizzazione di una sala sempre al piano ammezzato per ospitare eventi di presentazioni di attività artistiche o culturali. Più di 1 milione di euro per interventi di riqualificazione che porta il totale degli investimenti dell'amministrazione comunale di Venezia a oltre 3 milioni. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.